Un legame affettivo, storico, di famiglia, un filo che unisce con le proprie origini. La lingua genovese può essere un collegamento con un mondo di tradizione e cultura anche per persone che non hanno mai visto la Liguria e la conoscono attraverso i racconti dei loro avi, emigrati dalla regione ad altre nazioni, anche lontane. Cioè il concetto è quello di mantenere vivo un legame di tradizioni, di cultura e quindi anche di lingua. E la lingua è la chiave di tutto, perché laddove oggi arriveranno dei sudamericani, la prima cosa che fai, allora come ti stai? Ma tu capisci usenese? Sì, ma non lo parlano in un certo modo, ma questa è la chiave, la lingua. Per mantenere questo legame molte associazioni si impegnano nel mantenere i contatti e con eventi come Dove si parla il genovese, in cui l'ospite principale è stato Alessandro Brignardello, segretario dell'Associazione Genovesa Argentina Carboneros Unidos, una realtà che accoglieva tutti i carbonari di Buenos Aires, che una volta che il lavoro è stato superato è diventata un'associazione culturale legata alla Liguria. Già allora per il 90% avevano origini liguri, poi sono rimasti solo loro, i soci oggi sono circa 150 e l'obiettivo è allargarsi. Mia nonna è di Arseno e mio nonno di Casagnas, nella Vargavellia, il comune di Ne. Noi con quel comune oggi, questi 150 soci che abbiamo, sono nella stramaggioranza da questo comune. E l'altro ieri siamo andati all'archivio storico perché stiamo scrivendo il libro dei 125 anni per trovare tutti i collegamenti dei fondatori della società col comune di Ne. Ad organizzare l'evento l'Associazione Culturale Lo Castello e la Consulta Ligure delle associazioni culturali. E che quindi cerchiamo di attrarre verso di noi per pubblicizzarne il lavoro che stanno facendo e per avere parlate e avere ricordi, testimonianze di un mondo che vogliamo tenere ancora vivo. Laggiù la parlata genovese, le nostre tradizioni sono ancora fortemente difese e portate avanti. E noi oggi appunto abbiamo questa occasione per rinfrancare questi legami. La mattinata si è svolta nel giardino della Società Economica di Chiavari e successivamente con una visita guidata al Museo del Risorgimento. Abbiamo proprio le immagini e i reperti autentici sia di Garibaldi, di Mazzini, dei Nixon, dei nostri fondatori, per cui è proprio la storia della nostra Liguria.